Ci interessa l'equazione della retta che passa per questi due punti A e B, questa retta qua che ho disegnato. Vogliamo sapere la sua equazione. L'equazione della retta ha la forma, questa è una delle forme possibili, y è kx più n, dove k è la pendenza. Adesso questa è la cosa principale, cerchiamo di capire intuitivamente cos'è la pendenza. Ho messo il segnale stradale perché il significato che abbiamo qui di pendenza è lo stesso che viene utilizzato nei segnali stradali. Allora, intuitivamente la pendenza ci dice di quanto ci alziamo rispetto a quanto siamo andati in avanti. Allora, pensate un momento, se noi manteniamo fissa questa distanza nella direzione delle x e aumentiamo la distanza nella direzione delle y, abbiamo ingrandito, qui la pendenza è maggiore, o se la diminuiamo la distanza nella direzione delle y, qui la pendenza è minore. Invece, adesso facciamo il contrario. Manteniamo fissa la distanza nella direzione y e diminuiamo la distanza nella direzione x. Vedete che diminuendola la pendenza però è aumentata, e se invece avessimo aumentato la distanza nella direzione x, la pendenza sarebbe diminuita. Quindi aumentando la distanza in direzione y aumenta la pendenza, aumentando la distanza in direzione x diminuisce la pendenza, e quindi sappiamo che in una frazione se il numeratore aumenta la frazione aumenta, se il denominatore aumenta la frazione diminuisce e viceversa. Quindi possiamo calcolarci la pendenza come frazione. Sarebbe la distanza nella direzione y fratto la distanza nella direzione x. E adesso vediamola nell'esempio che abbiamo messo qua. La distanza, guardiamo i punti A e B, la distanza nella direzione y quanto è? Allora, B a y che vale 1, A a y che vale meno 2, da meno 2 fino a più 1, quanto è la distanza? È 3. Comunque avremmo potuto calcolare 1 meno 2, che avrebbe fatto comunque più 3. La distanza nella direzione di x, la coordinata di B è 4. La coordinata x di A è meno 2. Quanto ci sta tra meno 2 e 4? Ci stanno 6 unità. Comunque avremmo potuto calcolare 4 meno 2 e avremmo trovato comunque 6. 3 sesti e un mezzo. Qui la pendenza è un mezzo. Vogliamo trovare l'equazione. Allora adesso noi sappiamo che la retta passa per A e passa per B. Scegliamo uno dei due, non è importante quale. Diciamo che scegliamo B. La retta passa per B. Allora le coordinate 4 e 1 possiamo sostituirle qui al posto di x e y. Al posto di y metto 1 e k abbiamo detto che è un mezzo per x che è 4 più n qui. Allora 1 è uguale, un mezzo di 4 è 2, 2 più n, posso isolare anche n a destra, porto 2 dall'altra parte, 1 meno 2 è uguale a n, quindi n è uguale a meno 1. E l'equazione a nostra retta era y è kx più n, un mezzo x, poi più n più meno 1, un mezzo x meno 1. Questa è l'equazione della retta. Adesso dobbiamo ancora nominare il fatto che la pendenza quando è negativa per convenzione. Allora, noi ci muoviamo nella direzione dell'asse x, da sinistra verso destra. Se noi saliamo, come qua, la pendenza è positiva. Se scendiamo, allora la pendenza è negativa. Questo viene preso per definizione, mettiamo lì il k negativo, così facendo allo stesso modo. E poi i segnali stradali, allora la pendenza ha sempre lo stesso significato, quanto ci alziamo rispetto a quanto andiamo avanti. Cosa significa pendenza 10%? 10% significa 0,1, significa una pendenza che è 0,1. In pratica significa sì, un decimo, quindi ci alziamo di un'unità su 10 unità che siamo andati in avanti. La pendenza del 100% cosa significa? Significa
una retta verticale? No, non è vero. La pendenza del 100% indica un angolo di 45 gradi. Perché? Perché questo allora è la metà di un quadrato, ci siamo alzati di tanto quanto siamo andati in avanti e quindi dividiamo due quantità uguali e otteniamo 1, che è il 100%. La pendenza del 100% in realtà sarebbe... no, l'angolo di 90 gradi corrisponderebbe a una pendenza infinita in realtà, e devo ancora nominare questo, che la pendenza è uguale, perché qui è per 45 gradi abbiamo trovato la pendenza che è uguale a 1, 100%, e in generale se voi conoscete trigonometria, la tangente di questo angolo indica la pendenza della retta. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.